Mister Allegri, è arrivata una bella risposta, no? Dopo le 3 sconfitte consecutive, una bella affermazione sul campo del CD Verghe, insomma un risultato anche rotondo, 3-0 alla fine. C'è soddisfazione evidente. Siamo molto contenti, ne avevamo bisogno l'ambiente di tornare a festeggiare, a vincere. Abbiamo fatto secondo me un'ottima partita anche dal punto di vista delle letture, l'avevamo preparata per non andare altissimi, per poter avere più spazio nei contropiedi, li abbiamo sfruttati, sono contento. Però una squadra che comunque giocava a calcio, anche perché il campo lo permetteva. Siete stati molto attenti in fase difensiva, proprio quello, no? Anche un po' un segreto. Poi con pazienza avete trovato il gol e nella ripresa anche l'occasione per chiuderla. Sì, abbiamo fatto secondo me una partita di sostanza solida. Il rischio era quello che alla ricerca di un risultato positivo si poteva anche concedere spazi, invece non l'abbiamo fatto, abbiamo cambiato qualcosa sulle palle inattive perché indubbiamente nelle ultime partite avevamo sofferto, c'era bisogno di più attenzione, ce l'hanno messa, quindi è andato tutto bene. Hai avuto anche qualche possibilità in più, qualche turnazione in più, no? Hai fatto entrare Medina come mezzala, ha rivisto il campo Marchesini, insomma dai, qualcosa di positivo c'è stato. Sì, ma io l'ho sempre detto, tutto il gruppo è partecipe, poi è chiaro che le scelte premiano alcuni e alcuni meno, però nel momento che poi entrano in campo riescono a dare quello che hanno dato, quello che danno sempre in allenamento, hanno anche loro la possibilità di partecipare dal campo alle vittorie.